dell'inquinamento in mare e nell'ambiente. Come sapete, da tempo mi sto occupando di questo problema che riguarda tutto il mondo e non può più essere prorogato. Bisogna far presto perché il 70% dei rifiuti presenti in mare è fatto di prodotti in plastica monouso, e mi riferisco ovviamente a cotton fioc, a bottigliette in plastica, a miscelatori per bevande, a una vasta gamma di prodotti in plastica monouso per l'appunto. E sappiamo anche che entro il 2025 i paesi dell'Unione Europea si sono impegnati a ridurre del 25% l'utilizzo della plastica monouso. Allora la mia proposta di legge si articola in 5 proposte, in 5 misure, giusto per essere all'interno dei parametri stabiliti dall'Unione Europea e magari riuscire anche ad anticiparli questi parametri. Con la mia proposta di legge appunto si fanno queste 5 cose. La prima, prevenire l'utilizzo della plastica attraverso la collaborazione con le università e gli istituti di ricerca. La seconda proposta è appunto la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica attraverso meccanismi di cauzione e rimborso, come ha fatto ad esempio a Italia 5 Stelle. 3. La sensibilizzazione e l'informazione nelle scuole, quindi con gli studenti ma anche con l'opinione pubblica naturalmente. 4. La collaborazione con i pescatori per la riduzione della plastica in mare. 5. La riduzione degli imballaggi in plastica. Sono misure assolutamente improrogabili, urgenti, necessarie. Non possiamo più aspettare. Ne va della salute nostra e di chi arriverà dopo di noi. Quindi invito tutti a condividere questo appello, questa proposta, per fare in modo che arrivi il prima possibile in Consiglio regionale e che possa essere approvata da tutti.